Franzoni, Giovanni Scussel e Federico Scussel. Ma questa è solo la prima tranche, perché ci sono anche le ragazze che sono Nicole Petri, Rebecca Bristot, Beatrice Costato, Anna Rec e Valentina Savorniani. E poi ancora Rossella Alberti, Veronica Borocci, Sara Parenzan, Valentina Piccin, Virginia Favaro, Lucia Pizzato, Gaia Palamara, Simone Gallina, Simone De Martin, Matteo Costa, Federico De Carli, Francesco De Martin, Mattia Frison e Nicolas Alberti. Se riuscite a fare 2 passi avanti, i fotografi vanno meglio, ma anche su 3 file magari, grazie. Ancora per qualche istante, microfono per 30 secondi di intervista a Nicola De Martin. Obiettivi, consigli per questi ragazzi, stagione 2017-2018. I consigli sono sempre quelli, gli obiettivi spero Cortina 2021 dovrebbero arrivare giusti. Niente, il consiglio, l'augurio è che gli infortuni ci abbandonino. Un grazie doveroso da parte mia agli allenatori. È giusto ricordare la nuova strategia, il nuovo connubio con lo Ski College di Falcade. Abbiamo integrato il comitato con un altro allenatore, quindi visto il numero considerevole di atleti arrivati dallo Ski College abbiamo pensato bene di iniziare questa nuova avventura, questo programma allargato, perché possano essere seguiti in maniera particolare. E quindi un augurio a tutti di non avere infortuni e di dare il massimo. Grazie Nicola, in bocca al lupo naturalmente ai ragazzi dello sci alpino. Nicola ha citato Cortina 2021, vi ricordo che qui all'esterno c'è un bus griffato Cortina 2021 dove è possibile concorrere all'estrazione di alcuni biglietti per la Coppa del Mondo del prossimo gennaio, quindi approfittatene. Grazie ancora ragazzi e in bocca al lupo per la stagione 2017-2018.